Antonino Galassi, Comitato Acqua Libera di Paluzza. Le centraline della carne dell'Alto Friuli in generale tornano sotto il risico dei foresti, tra virgolette, ma a voi rilanciate a questo punto il discorso di una società energetica a capitale pubblico regionale, sfruttando il know-how che Incarnia ha prodotto in questi anni SECAB, Comunità Montana, enti pubblici. Appunto, noi riteniamo che sia una cosa assurda trovarci nelle condizioni che società extraregionali vengano di nuovo a gestire, a comandare le centrali che abbiamo in Friuli, quando noi abbiamo delle realtà ormai concrete nel nostro territorio come la Comunità Montana e la SECAB, appunto, che sono un secolo. La SECAB è la comunità decenni che gestisce delle centrali con una gestione e un buon profitto. Inoltre a noi pare una cosa assurda che il nuovo piano energetico della regione, la quale dice che deve intraprendere delle azioni strategiche in piano energetico, non abbia fatto o non abbia programmato una legge nella quale possa istituire un ente pubblico per gestire le centrali del Friuli che fra qualche anno andranno in scadenza. E pare assurdo anche un fatto che la regione si scapicolli quando deve costruire degli elettrodotti, dà una mano notevole alle società per costruire degli elettrodotti, i quali, oltre che deturpare il territorio, non hanno nessun senso dal punto di vista energetico ed economico, e si disinteressi completamente dei problemi delle centrali della regione che, come dicevo prima, verranno nuovamente prese in carico e gestite da società estranee alla nostra regione, per cui la nostra autonomia ormai non esiste più assolutamente, anche legandoci al problema del servizio idrico, che è un altro scandalo.